Parliamo di questo torneo che diciamo la prima volta che si fa e che è andato bene. Sì, intanto buonasera a tutti. Questa prima edizione della Summer Cup, Pinetina Summer Cup ha inizio il 1° luglio per concludersi questa sera con la finale il 31 luglio. Un bellissimo torneo dove hanno partecipato atleti nati nel 2006, 2007 e 2008 con un fuoriquota 2005. È stato un grandissimo spettacolo e speriamo la prossima estate di replicarlo. La cosa bella è stata quella che si sono divertiti, non è successo niente, massimo fair play, massimo sport e divertimento. Grazie a tutti e speriamo di rivederci il prossimo anno. Con quale spirito i ragazzi hanno affrontato Con un grande spirito di sportività e divertimento, è stato uno spettacolo come si è visto anche in tribuna e sul campo, una grande finale per un grande torneo. Grazie. Ringraziamo con l'occasione tutti gli sponsor che ci sono stati vicini e ci hanno dato la possibilità di realizzare quello che abbiamo realizzato. Grazie a tutti, buona estate, buone vacanze e alla prossima edizione. Quale squadra ha vinto? Malta, si aggiudica il torneo alla squadra di Malta. Anche voi avete collaborato alla riuscita di questo torneo, abbiamo visto la presenza di tanti giovani. Sì, è stata una bella manifestazione che si è completata questa sera con una bella finale di ottima qualità. È stato un torneo che si è distinto da tanti altri per la puntualità, per l'organizzazione, per l'attenzione a tutti i piccoli particolari ed ha alletato tutte le serate estive di questo mese di luglio qui alla Pinetina. Un plauso va a questi giovani ragazzi che hanno voluto mettere su questo torneo come organizzatori e speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di tornei che organizzeranno ogni estate. I giovani hanno partecipato con molto entusiasmo a questa iniziativa? Sì, i giovani abbastanza entusiasti ed è una cosa bella promuovere proprio lo sport e condividere questi luoghi di aggregazione senza trascurare e tralasciare l'importanza che ha lo sport anche nei momenti di svago durante le serate estive. Sentiamo l'arbitro, il secondo arbitro, allora che esperienza? Buono. Sì. Esperienza dalle tante esperienze. Questo è stato uno dei pochissimi tornei dove ha regnato il rispetto e lo sport. Ragazzi che hanno veramente giocato con tanto di rispetto, di dipendenza l'uno con l'altro, avendo rispetto anche per l'avversario, e la finale ne è stata una dimostrazione. La finale si è arbitrato finalmente bene, un'ottima organizzazione, anche noi come arbitri ci sentivamo abbastanza protetti dagli organizzatori, ma più che altro un plauso va a questi ragazzi che dopo un mese di torneo veramente hanno fatto tutte le partite senza mai una lite, senza mai una parolaccia, senza mai una bestemmia, dove proprio, ripeto, ha regnato finalmente lo sport ed era la cosa più importante. Ecco, Maurizio Saieva come responsabile della Saieva Ollus ha voluto un po' sostenere questa iniziativa dedicata ai giovani? Allora, buonasera a tutti, siamo qui presenti perché siamo stati invitati proprio a rappresentare i giovani, la Saieva Ollus è vicina ai giovani, allo sport, a una crescita sana della nostra società, quindi è qualcosa di veramente meraviglioso. Questa sera c'è stato un momento conviviale proprio di gioia nel vivere, effettivamente la Saieva Ollus oggi è presente, siamo stati invitati anche a premiare i ragazzi che hanno vinto e noi siamo semplicemente onorati. I servizi nella città e vivere bene nella città ci rende felici e ci fa stare anche bene, quindi siamo veramente contenti di essere qui questa sera. Giovanni, allora sì, per finire questa torta non è mega, però insomma è abbastanza... Non è una mega torta, siamo di solito abituati a fare le mega torte. Questa è una torta circa da un 20 kg. Intanto ringrazio anche sia Roberto, tutti gli organizzatori che mi hanno coinvolto e hanno avuto fiducia nella mia professionalità. Questa è una torta circa di 20 kg con la ricotta, abbiamo fatto una bagna dal Chemens che è un liquore molto abbinato, è anche un liquore che è difficile trovarlo nelle zone. Abbiamo messo la frutta candita e poi abbiamo dedicato con il logo la Pinetina, che sarebbe la squadra che ci hanno un pochettino coinvolto. Aggiungo che intanto ringrazio il pastichef Giovanna Mangione per questa straordinaria torta che andrà adesso a Ruba. Dico, noi vogliamo, è stata la nostra prima esperienza, la nostra prima edizione e volevamo appunto concludere con il dolce, proprio perché qua è un divertimento, sport, valori, aggregazione e volevamo divertirci, per cui ora daremo a tutti la torta in offerta. Okay?